Stiamo attenti perché se ci chiudiamo non risolveremo neanche i nostri problemi, ma non è per egoismo che ci apriamo, ma è una conseguenza, ecco, immediata quella di creare ancora più difficoltà, ecco, se c'è chiusura nei confronti degli altri, di chi sta peggio di noi. Chiudersi, respingere e basta chi vuole arrivare da noi non è la soluzione di un tema epocale come l'emigrazione. A Chioggia per celebrare la Santa Messa di consacrazione della nuova chiesa dell'ospedale della ULS 3, il segretario di Stato Vaticano, il cardinale vicentino Pietro Parolin, parla non solo di emigrazione ma anche di autonomia regionale. Il principio fondamentale credo che sia questo, cioè dobbiamo capire che siamo una sola famiglia, che siamo tutti nella stessa barca e che se ci salviamo insieme e se ci perdiamo insieme. Quindi pensare di creare ambiti di privilegio, ecco, magari anche dovuti a lavoro, a impegno, eccetera, non credo che sia la strada migliore per affrontare i problemi del mondo d'oggi. Per il segretario di Stato Vaticano, anche in questo ambito esistono principi ai quali non si dovrebbe derogare. Non possiamo dimenticare chi sta peggio di noi. Il fatto ecco, di rivendicare per sé diventa veramente un problema perché bisogna veramente che quello che abbiamo lo mettiamo a disposizione anche, senza togliere nulla a chi anche gode già di un certo benessere e di un certo livello di sviluppo.